Una cosa molto importante nella cucina italiana è che i piatti sono molto semplici. Ogni tanto sono tre ingredienti. Tiago, quanto conta nella tua vita l'amico? L'amico è la cosa più importante, no? Sì. Quello è meglio, più importante che il fratello, perché fratello tu non le scegli, gli amici è scelto così al dito, no? E quindi E contano. quindi contano. E tu di amici ne avrai tanti. Io non ho nessun amico. Sei tu un buon amico. Io Possiamo no, essere amici. io ho pochissimi amici, non ho tanti, io ho pochissimi amici, ma però quelli veri che ho cresciuto insieme, che conosco. Allora, vi racconto io. Tiago è un brasiliano di Italiano. eccellenza. Italiano. Italiano Io perché Che vive a Berlino. che vive a Berlino ora, ma ha girato il mondo, ha lavorato con i più grandi chef, ha fatto una grande esperienza e ormai Guarda, per me lui è l'esperienza. Italiano Italiano vero, 100%. Certo. pescarese, Lui non è- è che te. Lui per me oggi è l'esperienza che si ritrova in un locale qui a Berlino, in una nicchia, in un'esclusiva di un locale. Raccontaci come nasce Allora, questa come tua nasce? collaborazione. Come hai conosciuto? Io ho una bambina piccola che studia qua vicino nell'asilo e una giornata ho passato, ho visto le frutte e le verdure fuori. Perché raccontiamo, un locale durante il giorno è un negozio di frutta e Poi verdura. tira È un lui, fruttovendolo, è un fruttovendolo siciliano con la roba siciliana vera, bene fatta bene, con l'olio fatto casareccio del Nicolò e quindi ero con la mia bambina, lei si prende il gelatino qua vicino, ho visto, io sono venuto a prendere la birra e su di quello ha cominciato, ho conosciuto Nico, ci siamo diventati amici, lui c'è lo spazio, io ho il conoscere, no? Più o meno, però, e quindi stiamo amalgamando queste storie. E quindi fai cucina siciliana. Pure io faccio tutte le cucine, io faccio tutte le cucine che ho assaggiato, conosciuto, le faccio tutte, ho pure lavorato in cucine francesi, italiane, Mi brasiliane. raccontavi di un piatto con le sarde, di qualcosa che hai fatto con le sarde ultimamente. Io, sì, sai cosa ho fatto? Una bruschetta molto siciliana con i fagioli berlotti e le sarde in aceto, anzitutto, che era buonissime. E studio un po' la cultura siciliana del cibo, del pesce, no? Del pescato e pure della carne. E Parliamo cerco del menù, noi stasera siamo alla fine di una bellissima e buonissima cena. Cosa abbiamo mangiato stasera? E allora, io cerco di fare più italiano, però c'è sempre un tocco internazionale. La bruschetta era una peperonata Buonissima, la bruschetta numero uno. con le cipolle impanate fritte che dona una croccantezza, con un polvero di olive nere che dona un tocco più moderno, però il cuore è la peperonata con i peperoni siciliani, con i capperi siciliani, con le olive siciliani e con l'aceto, un po' d'aceto e l'olio extravergine biologico siciliano di Agrigento, che è buonissimo. Posso farti una domanda, perché noi abbiamo mangiato delle cose spettacolari. Cos'è che per te rende speciale un piatto? Non te so dire perché il piatto mi viene un po' naturale così, è la combinazione degli ingredienti. Una cosa molto importante nella cucina italiana è che i piatti sono molto semplici, ogni tanto sono tre ingredienti e questa semplicità che può donare pure la ricchezza del piatto, la particolarità, grazie. Però fra queste semplicità io cerco di mettere le note nascoste fra un ingrediente e un altro che non sia percettibile così all'inizio, però che le dona
cos'è questo? La sorpresa, come una sinfonia. Ci sono le note classiche che porta e ci sono quelle che vengono ogni tanto. Allora, Dammi una cosa. Dammi i tuoi 3 ingredienti per il piatto per te, Vincente, quello il che tuo ti piatto piace. del cuore. Allora, per me 3 ingredienti: una buona focaccia, un buon pomodoro e una buona mozzarella. Per me questa è la base. Vince. Allora, guarda la telecamera e fai un invito a chi non conosce questo locale, perché deve venire da qualsiasi parte del mondo e venire a mangiare in questo locale. Allora, noi siamo qua a Schöneberg, quartiere classico berlinese, e la nostra proposta è un cibo fatto con gli ingredienti siciliani che arrivano ogni settimana da noi e che facciamo di alta qualità, una roba un po' più particolare, 5 portate, sempre vegetariano, sempre con la carne, prima settimana del mese col pesce, è sempre tutto fatto qua dentro, assolutamente da capo, fatto qua dentro, fatto da me. Se faccio i pomodori secchi, faccio io i pomodori secchi, tutto fatto da me. Se faccio la salsiccia, faccio io la salsiccia. Se faccio la lasagna, faccio io la pasta. Faccio tutto, i tortellini, tutto faccio da noi qua, Terra Verde, Cucina Dommero. Allora, ti faccio l'ultima domanda, che è quella più importante. Dimmi. Secondo te, nella vita, è più forte l'immaginazione o la volontà? Questo è difficile perché Una. se Una, ne devi scegliere una. la volontà, direi, la volontà, perché la immaginazione è passata così, scivola sulla gente, quindi la volontà vale di più. Essere un piede di mulo, anziché che un artista. E comunque, Tiago, Detto da un artista ha un suo senso. tu sei l'artista della cucina. No, penso non che mi sento ti proprio. posso dire da utente, Non la mi gente sento viene proprio. per il luogo, ma viene per te. Quello va bene. Ma- per ma- quello che prepari e per come lo racconti e per come sei. Grazie Assolutamente. grazie mille, però è una roba naturale. Lo so fare questo, non faccio altro. Allora, Dai, venite. Io chiudiamo voglio con- dire, prima della tua chiusura, voglio dire quindi, se siete a Berlino dovete assolutamente provare, perché è una cucina siciliana 2.0, non la troverete mai in Ci Sicilia. sono i tocchi francesi, brasiliani, Ma ci stanno spagnoli, tutto. ci sono C'è i tocchi, però il cuore Sicilia forever. Sempre Sicilia Forever, devo dire che io non la dico più, perché questo, il cuore Sicilia Forever è la giusta chiusura. Ha visto? Hai visto? Ciao, Dai, ciao, 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 ciao. bacio a voi.